mia! Non aver paura. Siamo pronti per incominciare, siamo in diretta streaming sul sito di Friuli Doc, ben arrivati, caspita, buona domenica, siamo in tanti anche oggi, Oh, mi fa piacere, perché questo, ho bevuto una birra finalmente, guarda se non ci fossi tu. Allora, dicevo, meno male, oggi è anche l'ultimo appuntamento, quello che sta per iniziare naturalmente con la buona cucina oggi di Cristina Lunardini che è con noi, se non l'avete incontrata, non siete venuti questa mattina, chi è stato, si è gustato qualche piccola specialità, perché sono qualche assaggio appunto di Cristina Lunardini, che è venuta a Udine per la prima volta, proprio in occasione di questo Friuli Doc, per presentarci una piccola parte naturalmente della sua cucina, perché insomma lei è una cuoca professionista, diciamo nonché pasticcera, e non faccio solo la pasta fresca o la piadina, ma faccio anche altro, no? Perché vero, poi ti ritagliano un'immagine e sembra che fai solo quello, no? È vero, poi tu sei romagnolo e qui pensano subito alla pasta fresca. Pensa che io ho rimparato, perché quando ho iniziato a lavorare tutto quello che era tradizione veniva un po' accantonato, era il periodo della cucina. Sì, per carità, la nouvelle cuisine, poi la fusion, poi quindi figurati se facevo la piadina e le tagliatelle, poi quando c'è stato un po', sai, fai un percorso, prendi parti, giri tutto il mondo, poi torni a casa e ti rendi conto che quello che hai a casa è quella la cosa migliore. Hai ragione. E quindi ho ricominciato, perché ero capace a fare la pasta, però me ne ero un po' dimenticata, e ho ricominciato a lavorare di mattarello, al chadur, chadur, che è il mattarello, poi c'è questa nonna ormai la mia nonna ha 95 anni e quindi abitavamo uno sopra uno sotto, quindi la domenica, cioè per lei era sacro, così per mio papà, no, ma il mangiare, il pranzo, la cena, le feste, cioè il cibo rappresentava lo scandire delle feste, delle ricorrenze, e l'ho vissuto molto questa cosa, cioè io non amavo i cappelletti, anche adesso non è che mi piacciono tantissimo. Preferisci i tagliolini? Brava, però da piccola, allora io dicevo no, i cappelletti non mi piacciono, così no, non dirlo, perché andavamo a mangiare dalla mia nonna il giorno di Natale e mio babbo, la mia nonna mangiane 2-3 per devozione, e io scuso, cosa c'entra la devozione? Ma, insomma, una volta, 2 volte, 3 volte, poi mi arrivava il ceffone e mangiavo i cappelletti con i lacrimoni. Quando li avevo mangiati erano contenti, quindi io fino a 30 anni non ho più mangiato i cappelletti. Per forza. Perché ho buscato sempre per i cappelletti, e dopo insomma, Cristina è una docente, un'insegnante, quindi insegna in un istituto alberghiero a Riccione. E insegni pasticceria tu o cucina? Adesso negli ultimi anni solo pasticceria, però anche nella cucina ho sempre fatto cucina. Perché lei è comunque una cuoca tutto tondo e pasticcera. Sì, vedete? Tonda. Nel nostro canale Alice lei si è occupata anche di pasta fresca, tant'è vero che insomma Le Mani in Pasta è uno dei suoi programmi, e adesso sta andando in onda un altro programma che è quello con Luce Caponegro, con Selene, conosciuta come Selene, ma ormai lei quanto non è ci siamo divertiti, devo dire, lei è simpaticissima, e guarda che poi siamo rimasti in buoni rapporti, l'ho vista proprio giovedì prima di partire, e lei dice ma come ci siamo divertiti, perché non lo rifacciamo di qua, e lo rifarei, poi mi fa, però ascolta, io dopo ero ingrassata perché lei mangiava tutto. Beh, ma è magra, e lei era forte di magra, è ancora molto, è vero molto in gamba. Allora qui facciamo pasticceria o non so? Allora noi oggi prepariamo, voi avete visto nel ricettario ci sono 3 proposte, le ultime 3 della giornata, dove c'è non so l'ordine esatto, comunque è una torta di amaretti cioccolato con una salsa muscovado, che è una salsa al caramello praticamente, con questo zucchero particolare, e poi abbiamo un bicchierino con una crema di yogurt e pere con del vino, e un cake salato, capperi, pomodorini secchi e montasio. Quindi perché poi anche in pasticceria c'è tutta una parte del salato
dove negli ultimi anni poi si è sviluppato molto, che prima magari era solo il pan brioche, il tramezzino o la sfogliatina, diciamo così, invece adesso tutto ciò che è finger food, piccolo cake, biscotteria salata ha preso molto piede e si è allargata molto, diciamo che è ambito del pasticcere, di preparare queste cose salate, d'apertura, di intrattenimento, diciamo, che però hanno una matrice, la decorazione, così, la forma, tutta questa cosa, quindi fa parte di una pasticceria salata, c'è proprio tutto un filone di pasticceria salata. Allora, noi abbiamo un attimino anticipato alcune cose perché altrimenti non potete assaggiare. Vi premetto una cosa, c'è stato un incidente tecnico, sono esplose delle luci e alcuni vetri sono andati in alcuni ingredienti, alcuni dolci non possiamo farveli assaggiare. Diciamo che ce n'è uno che era quello che avresti preparato adesso, subito, che è quello al cucchiaio, yogurt e pere, ma e la salsa muscovado. Cioè noi lo facciamo, nel senso che fai vedere come si fa, ma non ve lo possiamo far assaggiare. Mi dispiace perché poi questa salsa però non... No, anche cioè, per sicurezza, assolutamente. Voglio dire, però poi a casa riprovate, io ho un sito, sono su Facebook, sono quindi rintracciabilissima e rispondo. Se uno o la mattina presto o la sera tardi. Sì, cioè la mattina presto vuol dire le 4:30, le 5 del mattino o la sera alle 1 o alle 2, perché soffro di insonnia, devo ottimizzare i miei tempi, no? Io tra le 3 e un quarto e le 4:30 non dormo. Infatti mi dico, ma te sei già sveglia? No, era un lasso di tempo. Devo ottimizzare, non è che ho poco tempo, devo ottimizzare. Diciamo che questa lampadina, questo faretto si è praticamente polverizzato, ma sulle pentole che erano adesso qui pronte per fare la prima ricetta, però la torta e il cake salato, quello sì, già pronti, abbiamo salvato. Allora, facciamo vedere un attimo la preparazione di questa crema di yogurt. Cioè questo io non so da che parte era, ho il dubbio, non lo so. Certo, no, ma non possiamo nel dubbio e anche una certa quantità, adesso io faccio tutto giusto per far vedere. Ma comunque qui qualcosa è finito. No, lì è finito perché l'abbiamo tolto, lì l'abbiamo tolto, no, in queste cose qui c'è proprio, le abbiamo proprio tolti, quindi l'unica forse era che, per dire, solo lo yogurt senza niente, questo era laggiù. Potremmo fare che lo yogurt, no, c'era qua. Ok, allora Giovanna no, niente, il dolce no, assolutamente. Niente, questo qua non si può fare. Allora, lo facciamo, poi lo eliminiamo, così ce lo togliamo di mezzo. Qui abbiamo delle pere pulite, accendiamo qui, tu che sei tecnologica. Ecco, acceso tutto. Questo vuoi? Quello lì, grazie. Questo vuoi? Io credo sia questo. Vino, ne abbiamo, un po' di vino, usiamo... C'era dello schioppettino, c'era scritto, subito. Ma possiamo mettere anche, se no, il ramandolo di stamattina. È un peccato perché è troppo buono. Mi dispiace sciuparlo, dopo va buttato via. Non si può, no, questo. Faccio finta che sia il vino, tanto non lo mangiate, mettiamo un goccio d'acqua, dai, va là, questo ce lo beviamo dopo, non si può. Tanto non lo mangiano, scusami. Avete ragione. Facciamo come in televisione, non c'ho il brandy, acqua e zucchero caramellato. Adesso glielo possiamo dire queste cose. Dai. Ma voi in televisione poi vi mangiate tutto, vi bevete tutto. È come se ci mangiamo e beviamo tutto. Impegnata. Però effettivamente può capitare che finisca una cosa perché si sono dimenticati di fare la spesa e noi abbiamo... qui guarda, l'acqua già fatto. Abbiamo quelli che insomma sanno poi come creare il prodotto. Ma tutti quelli nei film che bevono questi whisky? No, è tutto te, ci mancherebbe. Tutte le volte che provano una scena arrivano a quella buona che sono praticamente ormai da buttare distrutti, via. Distrutti. Allora, qui abbiamo yogurt e panna. Me la fai montare? Io la panna avete visto che l'ho messa nella ciotola direttamente in frigo. Tutte le volte che dovete montare della panna montata, ciotola fredda, panna molto fredda e non deve stazionare fuori, se si scalda non monta, straccia. Così come se l'ambiente è molto caldo, che succede a volte d'estate, fa molto fatica a montare. Se la portate a lunga montatura, cioè che fa fatica, a volte non monta, e poi a un certo punto diventa burro. Quando viene montata troppo si separa la parte liquida dalla parte grassa. Per aggregazione
le molecole del burro si uniscono e ottenete un panetto di burro. Se vi succede potete fare il burro e usarlo, è buonissimo. Fate un bel panetto, lo mettete nell'acqua fredda. Sì, cioè, vedete che si appallotola proprio, lo stringete, lo mettete in un colino o in un panno, sì, in maniera da togliere più liquido possibile, lo mettete in frigorifero o a bagno nell'acqua e ghiaccio, esatto, che si riesce a dargli una forma, e lo consumate entro 3-4 giorni, perché è un prodotto fresco e quindi un prodotto che non ha conservanti, non è un burro che dura come l'altro. Quindi di conseguenza, se è un burro che io ricavo dalla mia panna, perché a volte magari dico mi sta per scadere, non mi serve la panna, però il burro lo uso, lo metto in un impasto, in una torta, si può fare tranquillamente e usarlo nei dolci. Anche perché è un burro buono, nel senso che è un burro centrifugato, quindi vuol dire che è un burro davvero buono. Sì. Ecco, non sa di formaggio, brava, sa di panna. Ecco, brava, sa di panna, perché a volte secondo le tecniche di lavorazione. Quindi qui ho lo yogurt, lì nella ricetta voi vedete che c'è scritto yogurt greco. Lo yogurt greco è uno yogurt colato, vuole dire che viene fatto riposare, eliminato il liquido nella maggiore, e non è solo latte di mucca, ma c'è sempre una percentuale di latte di capra, e quindi di conseguenza ha una densità diversa. Se voi comprate lo yogurt anche magro, greco, è consistente di più rispetto a quello che siamo abituati noi. Poi ha un sapore anche diverso. Sì, ha un sapore diverso anche perché la varietà dei latti sono diverse. Loro fanno un mix, sì, ma anche ce n'è uno al 0% che non ha grassi, che è compatto, ma è per la varietà del latte, miscelando insieme questi due latti dà questo, come quasi un caglio fa. Me lo spiegava proprio perché dico scusa, ma come fa senza grassi essere così? Era proprio un discorso di latti diversi. Bene. Quindi se voi usate un latte, uno yogurt greco bello compatto, non fate altro che prendere lo yogurt con la panna semi montata, e adesso vedrete come, la misceliamo insieme con lo zucchero nelle proporzioni che ci sono lì. Noi, siccome qui ho uno yogurt intero buono, ma vedete che è molto liquido, io per renderlo un attimino più cremoso gli aggiungo un po' di gelatina. Questi sono fogli di gelatina che io ne ho calcolati 8 grammi per chilo di prodotto, giusto per dargli un po' di cremosità, densità. Stamattina chi c'era si era fatto il discorso della gelatina, proprio di quanta ne devo usare, cioè la regola mi dice 20 grammi per litro o chilo, perché bene o male si equivalgono. Un litro di panna pesa 1,80 kg, 60, quindi ha un peso specifico molto simile al litro e al chilo. Però se devo fare, come in questo caso, un dolce al cucchiaio o voglio renderlo solo leggermente più cremoso, ne metto meno, ho messo 7-8 grammi per chilo di prodotto, quindi ne ho messo molto meno rispetto ai 20 grammi che dicevamo prima. Ma scusa, tu l'hai messa adesso? No, io lì ho messo, è lo zucchero che si sta cominciando a sciogliere. Fate un altro po'. Sì, perché ci vuole un elemento caldo, sì, no? Un liquido caldo. E un attimo che traffico qua giù. Allora, questo è qui mi accendi? E vado a sciogliere la mia gelatina che ho messo ad ammollare in acqua fredda, e basterà che prenda un attimo di calore e già si sta cominciando a sciogliere. Poi gli aggiungo un pochettino di yogurt, in modo che io vado ad aggiungere questo composto con la gelatina in quest'altro, che questo è freddo di frigo, li divido in modo, cioè se io metto questa poca gelatina qui dentro, nel momento in cui la verso, la mia goccia di gelatina si solidifica immediatamente perché questo è più freddo. Se io invece metto una parte del mio prodotto, in questo caso è lo yogurt, con la gelatina, vedete si è già quasi sciolta, quindi è velocissima, avrò una maggiore quantità di volume, quindi tenderà non a fare i grumi, perché la cosa che può fare è fare i grumi. Vedete che ci ho messo pochissimo, è già sciolta. Qui dentro ci metto prima un po' di yogurt. Abbiamo una frustina lì sotto, certo, per caso? Sicuramente, eccola qua. Se occorre lo riporto un attimo sul fornello,
Se vedo che tende a raggrumarsi lo posso riportare un attimo a scaldare e così ho la sicurezza che la mia gelatina è completamente sciolta e ho più facilità nel momento in cui la vado a unire al resto del composto. Me lo verseresti una vocale? Me la versi, vai, io G, piano, vai, ecco. In questa maniera siete sicuri che non vi fa grumi. Cos'è quella roba? Non lo so. Voilà, fatto. Non è calda perché la quantità di yogurt era tanta. La miseria qua. Troppo? No, va bene. Ah, ecco, no, se no abbasso la fiamma. Qui cosa faccio? Gli vado a unire la panna. Mamma mia. Posso mettere Questo è buono? dentro? Sì, tanto ne mettiamo solo un po' giusto per far vedere. La teniamo un po' indietro che la usiamo per decorare qualcosa, visto che siamo andati in perdita su qualcosa, mettiamo un po' di panna per guarnire qualcos'altro, che quella invece. Quindi yogurt e panna li vado a miscelare. Io adesso ne prendo un piccolo quantitativo per farvi vedere 2 o 3 bicchierini, così la panna magari con un po' di cannella messa vicino alla torta che ci andava quella salsa lì, va bene? Perfetto. Devo dire, vedi che troviamo sempre la soluzione. Come sono forte. Lo dico da sola. Scusate. Allora, vino, zucchero, si è sciolto bene, le pere, le faccio andare qualche minuto, gli metto un po' di... Mi guardi se Giovanna, la cannella, un chiodo di garofano, ma anche solo la cannella va bene? Ecco, vedi, era lì a portata di mano, come io lo dico sempre che sto un po' rinco. Ma non è vero, dai. Lavori troppo e questo è il fatto, allora sarai un po' stanca, dai. Sai quante volte abbiamo le cose davanti al naso e non le vediamo? Questa preparazione qui di queste pere, che sono già pronte perché sono tagliate a cubetti, gli abbiamo messo un pochettino di limone, oppure potevamo già mettere, possiamo spegnere Franca, grazie, potevamo già mettere la cannella, quindi i chiodi di garofano, l'anice stellato, oppure esistono i mix di spezie pronti, quelli tipo per il pan pepato, quelli per queste, poi qua si usano molto le spezie, queste, quindi potreste usare quegli aromi lì per aromatizzare, vedi oggi non ce la posso fare, non ho neanche bevuto la birra. È vero, tu non hai neanche bevuta. Sono così normale. Sai cosa mi dice Daniele? Chi è il tuo pusher? Che bestia che è quello lì. Allora, ecco qua. Quindi queste sono le queste qui le potete utilizzare anche come preparazione vicino, anche per fare delle torte di frutta, ma per fare anche con del gelato. All'ultimo minuto un bel gelato al cioccolato o alla vaniglia con queste pere tiepide così aromatizzate, diventa un dessert all'ultimo minuto fatto con poco. Va bene. Allora, mi prendi un contenitore dove metto un po' di yogurt e panna e così, questi no, non li usiamo, questo ci servirà dopo, mi è venuta in mente una roba, la facciamo dopo. Ancora? Sì, per una roba che mi è venuta in mente. Va bene, allora qui io adesso non sto a fare tutto perché tanto dobbiamo farne, non ce n'è un altro come questo? Niente? Più piccolo e basta. Più piccolo se vuoi te lo do, ma più piccolo. Va bene, ma ne devo fare poco, Dove lo metto? Poggia lì? Poggia è proprio romagnolo. Va bene lo stesso, abbiamo capito. Ecco, ok. Questa si può eliminare perché quella... Sì. Allora... Nelle proporzioni, nella quantità di tutto quello che abbiamo scritto nelle ricette, vi dicevo, qui abbiamo lo yogurt, qui abbiamo la panna, generalmente se avete visto è una parte di yogurt, metà di panna, oppure una di panna, 2 di yogurt. Lì possiamo togliere, se non è arrivata quella signora, c'è la mia giacca, se vogliamo lasciare la sedia per qualcuno. Sì, va bene. Ok, quindi... Vedete, questo qui è un composto, potete chiamarla crema di yogurt, c'è qualcuno che usa il termine bavarese ma è sbagliato perché la bavarese deve avere il latte, le uova, lo zucchero, la panna, quindi è una mousse neanche, è sicuramente uno yogurt arricchito, quando si raffredda diventa bello compatto, ha la consistenza, quella la mettiamo in frigo che la usiamo dopo per quel lavoro lì che dicevamo. E cosa vado a fare? Nel mio bicchierino
vado a comporre il dolce con un po' di frutta, in questo caso ho le pere, ma sarebbero buonissimi anche i frutti di bosco, io l'avevo fatto pensando all'inverno. Prima di aggiungere questo composto va fatto raffreddare. Noi qui abbiamo un abbattitore, quindi lavoriamo con il freddo, l'abbiamo messo a una temperatura molto bassa in modo da poter, addirittura a livello surgelazione, per poter lavorare velocemente. Ne faccio 2-3 giusto per farvi vedere. Ok. Lo raffreddi comunque, sì, perché è troppo caldo. Perché se io vado a mettere il mio composto freddo lì dentro, a parte che voglio che rimanga nel caldo, capito? Cioè, sì. Siccome le pere sono calde, Molto se io gli verso già questo tende un pochettino a separarsi, a mischiarsi. Sì. Io invece voglio che rimanga separato. Benissimo. Poi nella ricetta c'era anche un'altra cosa che però non possiamo preparare perché ci manca del burro. C'è del crumble. Che cos'è? Ha consumato tutto per Segani, eh? Lui è la sua nocina di burro. Sì, intanto... abbiamo fatto la spesa insieme, ma io sono venuta dopo e mi ha fregato. Esatto. Una nocina di burro, mezzo di pacchetto Segani, è una noce di cocco, come dite giustamente. Perché lui dice, scusa, guarda quant'è, poi dopo lo mangi e dice, è buono, sì, e allora aveva ragione lui. Per forza. Va bene. Allora, tornando a noi, vi dicevo, vedete che questa già comincia un attimino a solidificarsi perché essendo fredda comincia a reagire. In ogni caso voi memorizzate che in tutti i dolci al cucchiaio dove c'è questa gelatina, la gelatina come tempo di reazione per poter lavorare nell'insieme ha bisogno di 3 ore di frigorifero. Cioè io faccio un dolce, dopo un'ora no, sarebbe meglio farlo prima. Oppure faccio un prodotto che poi devo congelare, gli date 3 ore di frigorifero. La fascia delle 3 ore è il tempo che serve alla gelatina per espandersi completamente nel prodotto. Tant'è che a volte magari mi succede, mi dicono, ma mi sembrava liquida, no, anche se era fredda, no? Perché magari metto la panna fredda, lo yogurt fredda, è ancora morbida e quando il dolce riposa tira maggiormente, diventa bello compatto, perché è proprio la caratteristica di questa gelatina che ha bisogno di 3 ore. Certo. Nella stessa maniera, come dicevo questa mattina, se la portate a ebollizione non solidifica più, perché perde il suo potere legante portata. Infatti la gelatina c'è proprio scritto non andare oltre gli 80 gradi, perché se io poi la faccio leggermente scaldare a bagnomaria un composto che mi diventa troppo freddo, perché se questo mi diventa troppo freddo non riesco a riempire i bicchierini, mi diventa compatto, io potrei appoggiarlo un attimo a bagnomaria, girarla, oppure passando 30 secondi nel microonde, mi riprende, si scioglie nuovamente, quindi si può anche recuperare. Benissimo. Quindi avete il bicchierino freddo, andiamo a coprire con la crema, ed è un po' una versione con gusti diversi, ingredienti diversi, come quello di questa mattina che avevamo fatto con le fragole e lo squacquerone col formaggio. È sempre la versione di un bicchierino. Qui abbiamo usato un vino bianco, però se era magari col vino rosso, perché potete benissimo usare un vino rosso, pera, vino rosso, cannella, ci sta benissimo, e poi sopra qualche biscottino sbriciolato, un amaretto, oppure questo crumble. Va bene. Questo è quello che avremmo voluto preparare adesso. Ci dispiace, ma c'è stato questo incidente, insomma, non si può assolutamente. Però diciamo che Cristina Unardini insieme a Monia hanno preparato altre cose che per fortuna sono anche già pronte, di conseguenza quelle non sono state toccate e si possono utilizzare proprio per bisogna preparare anche per farvi assaggiare. Allora, cominciamo con la torta. Quello se ci pensa Giovanni o Monia la eliminiamo perché è una di quelle delle incidentate. Certo, adesso qui via tutte queste cose. Allora, prendiamo la ricetta del torta amaretti e cioccolato. Questo va bene. Questo non va bene, la faccio vedere e lo elimino. Ok, al posto di questo userò la panna, però intanto è qui. Perfetto, io questo lo appoggio qua. Sì. Se no... Allora, questa qui è una torta che è molto buona,
ha la particolarità di conservarsi anche abbastanza se vi dura in casa, anche una settimana. Se vi dura? Io penso che no. Appunto, se vi dura. Cioè sai, chi è un pasticcere, ha la necessità di fare una produzione che abbia una certa conservabilità, è fondamentale. Naturalmente. Voglio dire, anche a casa, però difficilmente, perché quando una cosa è buona la mangi entro la sera. Allora, la linea, ecco, mi passi questa qui, Monia, per cortesia, perché questa qui è una torta che oltretutto mi aveva dato una ragazza, pensa, che avevo conosciuto al centro addestramento cani, perché noi oltre ci portavamo la merendina, ha portato una volta, 2 volte sta torta, buonissima, e lei mi fa: guarda, ti dico la verità, è quella di 2 giorni fa che ho fatto doppia dose, così, cioè, perché rimane soffice, buona, diciamo anche di una bella consistenza. Qui abbiamo leggero, sì, un po' di burro, uova, cioccolato tritato. Qui potete scegliere tra un cioccolato più o meno amaro. Adesso ormai in commercio troviamo anche cioccolati extra fondente o con percentuali di massa di cacao abbastanza alte, e quindi uno può giostrare. Il classico cioccolato fondente che ha un 35% di massa di cacao va bene, ha un gusto medio, anche perché qui ci sono poi gli amaretti sbriciolati, zucchero, la panna, voi non mettete la panna. La crema chantilly come si fa? Appunto. Si alleggerisce con la panna. Appunto, si alleggerisce soprattutto. È un po' questo con tutti i pasticceri tu parli, si alleggerisce con la panna. È vero. Allora, qui abbiamo, guarda, questo per favore lo togliamo perché questo non ci serve più, quello lo togliamo, via. Questo non mi serve, questo mi serve la frusta. Allora, prima di tutto, le vuoi una pulita? No, la frusta, mi sa che ho lo yogurt anche nel naso. Allora, lì in questo caso stamattina vi parlavo di ricette col peso delle uova. Qui usiamo uova e sono a numero per non complicarvi la vita, perché non so se a volte le complico le migliori. Vabbè, ma allora tu mi devi dire quali uova, quelle medie, quelle grandi o quelle piccole? Di solito quando trovate le uova ci si riferisce a un uovo da 50 grammi. Quindi una piccola. Una media, 55 grammi. Sì. Dove hai 30 grammi di albume e 20 di tuorlo in linea di massima, 20-25 anche. Sì. Non sembra, ma quei grammi lì poi nella totalità cambiano proprio la consistenza, il peso. Queste sono belle grandi, quindi diventerà una bella massa. Uova, possibilmente a temperatura frigorifero, quindi le tiriamo fuori, temperatura ambiente, zucchero, e lo mettiamo a montare. Mettiamo abbiamo la sua frusta qui, e lo facciamo diventare una massa bella. E qui, no, guarda, era qua sotto nascosta, non la vedevamo. Ecco qua. Poi abbiamo questa, deve diventare una massa che diventa sicuramente il triplo del volume. Quindi quando gira nella sbattitrice, o se la fate con una frusta elettrica a mano, contenitore alto e grande. Per esempio il pan di Spagna, che parte dallo stesso concetto, deve diventare 5 volte. Ah, ci picchia? Sì, 5 volte, e in più deve fissare la struttura, quindi minimo un quarto d'ora, 20 minuti. Tu sei di quelle che per fare il pan di Spagna separano l'albume dal tuorlo? Quello non è il pan di Spagna. Ah, vedi, allora, che c'è una differenza. Visto che sono venuti, intanto che quelle montano. Pan di Spagna, uova a temperatura ambiente o addirittura portate a calore, leggermente scaldate, perché riescono a incorporare meglio, perché la parte grassa, le proteine dell'uovo si ammorbidiscono, riescono a incorporare di più l'aria. Si fanno montare, devono quintuplicare, quindi aumentare moltissimo, con lo zucchero, e per mantenere la montata fissa, una volta che hanno aumentato devono andare ancora, diciamo che 10-15 minuti ci vogliono. Aspetta. La montatura fatta con
tuorli montati con lo zucchero, albumi montati con lo zucchero e poi farina e fecola, quello è per fare il biscuit o il pan di Spagna rollé. Perché questa tecnica di cottura rende un impasto più elastico e quindi io riesco a fare un biscuit, viene chiamato un rollé, che quando ho bisogno di lavorarlo lo piego e non si rompe. Perché se io faccio un pan di Spagna sottile, cioè io stendo la massa del pan di Spagna tradizionale sopra la carta, poi non riesce a piegarlo perché è più biscottato, è più asciutto, perché è più areato e non mi riesce a piegarlo, a fare il rollé. Oppure a volte si fanno anche i bordi delle torte, no? Che sembra quasi, viene chiamato biscotto savoiardo, ma è la stessa... è lo stesso concetto, la stessa lavorazione e viene fatto la differenza. Quindi a mio giudizio se io devo fare un pan di Spagna unico, grande, alto, non ha senso fare le due montate dove ricorre più tempo e mi dicono ma sai sono sicura che cresce. Sì, ma se fate montare bene, addirittura a bagnomaria fate scaldare leggermente le uova con lo zucchero, tendono a diventare e montano più velocemente. Benissimo. Per il concetto che dicevamo stamattina delle proteine delle uova. Sì, certo. Allora, questa torta dobbiamo sciogliere il burro, grazie Monia, perché si usa in questo caso il burro fuso. Se io ho provato a farla cambiando lavorazione, cioè lavorando il burro morbido così, mettendolo a fiocchetti. Viene più friabile, sembra un cake quasi, cioè avete presente quando mangiate il plum cake che tende quasi a sbriciolarsi e fatica a fare la fetta? Se io il burro invece di metterlo fuso lo metto così mi dà più friabilità. E il discorso che dicevamo anche stamattina, che a seconda di come uso il prodotto e la temperatura mi cambia il risultato finale. Qui in questo caso sarebbe evidente se facessimo le due versioni. Allora si fanno montare molto bene. Nel frattempo noi abbiamo anticipato un po' che gli amaretti, quelli che si acquistano normalmente, li ho sbriciolati, un po' grossolani, li potete schiacciare col mattarello, con un pestacarne, passati in un frullatore, in un mixer diventano troppo farinosi. Io li preferisco un po' grossolani. Non vi piacciono gli amaretti, potreste usare anche un altro biscotto, cioè qui praticamente questo prodotto va a sostituire una parte di farina. Ho capito. Potreste tutto il peso di questi amaretti sostituirli con della farina di mandorle o nocciole, si può fare, perché viene leggermente meno dolce, perché qui c'è la percentuale di zucchero degli amaretti, ma risulta alla fine un composto anche meno dolce, perché qui c'è zucchero che di là non c'è più che altro grassi. Ecco, che punto ci siamo? Ok, a questo punto è una torta che io ho inserito, a parte che ho visto che piace tanto, ma io penso che chi soprattutto deve lavorare a casa, ci sono certi dolci che io quando li vado a fare in laboratorio, in pasticceria, hanno tantissimi procedimenti, cioè sono molto lunghi, no? Sì. Hanno magari la base del pan di Spagna, la gelatina, il cuore tenero dentro fatto con una ganache diversa, la crema, quindi per realizzare un dolce finito ci vuole tutto un giorno e non basta, perché certe cose te le devi preparare anche il giorno prima. Questa è una cosa molto semplice, non è banale perché ho visto che piace molto, però anche se sono la sera, mentre sistemo e faccio questa torta, la metto in forno a cuocere, è pronta per il giorno dopo, è di facile realizzazione. Io molte volte la elaboro di più perché utilizzo questo composto all'interno di un altro contenitore, cioè faccio una frolla, gli metto una crema al cioccolato, ci metto dentro queste e poi magari sopra ci faccio una decorazione di frangipane, di mandorle, quindi alla fine ho una torta composita con tanti gusti. Però questo composto qui è buonissimo così da solo, che si può fare ed è veloce. Benissimo. Allora, le uova montate molto bene, guardate, vi faccio vedere quando parlo di montatura. Cioè deve diventare praticamente una crema, no? Sì, vedete? Cambia struttura, diventa chiara,
bella montata. Lo zabaione di un tempo, brava, quello che Persegani fin da bambino mangiava con il marsala. Infatti glielo dobbiamo dire, perché ieri c'aveva un chissà se ci vedesse come no, aveva il bottoncino. Questo non glielo puoi dire. Glielo devo dire, no, il telefono. Lui è un esteta, sì, lui però gli tirava il bottoncino, era tirava un po', tirava un po'. Anche secondo troppo me. zabaioni. E poi anch'io che c'ho, cioè che le giacche sono tutte al maschile, non ci sono pochissime giacche. E mi tira sempre, no? Però c'è vabbè, ma c'è il motivo, noi qui davanti, lui insomma, qualcosa che gli volevo dire, ma non potevo dirlo di fronte a tutti, se no l'avrei fatto. Però gliel'hai detto oggi. Sì, gliel'ho detto oggi. Ma se avevi paura della sua reazione? No, dai, era ma chissà lì. cosa tirava fuori se tu gliel'avessi detto. Sì, chissà sì, cosa avrebbe tirato fuori. Ero tentata, ero lì con Emiliano che stavo sì. e mi diceva diglielo. Vabbè. Allora, arrivati a questo punto, noi abbiamo abbiamo detto amaretti e cioccolato tritato che li posso mettere anche insieme. Poi abbiamo la farina con il lievito o baking, potreste trovare questo termine, ma è sempre il lievito per i dolci, miscelato insieme. Se non lo setacciate, se lo fate con una frusta va bene ugualmente. Abbiamo qualcosa nel forno? No, vero? No, okay. Non c'è niente. E a questo punto io ho polveri e altri due liquidi, il burro fuso che è diventato un liquido e la panna. Io alterno. Prima di tutto metto il burro fuso nella montata a filo, il burro non deve assolutamente soffriggere o bollire, perché burro fuso si intende burro sciolto ma non che abbia soffritto, intendiamoci, perché diventa un burro nocciola e cambia gusto, prende più acidità e ha una consistenza diversa e vi dà un dolce con un altro sapore. Quindi sciolto bene ma non fatto soffrire. Attenzione perché è velocissima questa cosa, se lo fate anche nel microonde date 15-20 secondi alla volta senza doversi ritrovare un prodotto che poi si cambia struttura. A questo punto io vado ad unire la farina alternandola. Quindi la panna gliela metti dopo? Adesso faccio un po' di panna e un po' di farina, un po' di panna e un po' di farina. Va bene, hai bisogno di una mano? No, fai da sola. Va bene, guarda. La mano, quindi vedete che anche alla fine con la mia, se avete una, c'è un cucchiaio, una sbattitrice come, ma non mi piace. Ho le mie fisime, dovete cucchiaio scusare. Grande o piccolo? Anche da tavola, va bene. Ah no, allora qui non ce l'ho. Vabbè, guarda, facciamo così, l'ho già trovato. Guarda, tanto dobbiamo eliminare tutta sta roba. Ecco qua. Quindi vado ad aggiungere un pizzico di sale, ci va sempre, in tutti i dolci va il famoso pizzico di sale. Io e Franca ridiamo per un precedente, scusate. Esatto. Beh, Persegani mi ha chiamato prima, beh, insomma lei chi c'era stamattina parlavamo di questa cosa. Perché Daniele dice che non è vero, perché lui non ci mette il sale nei dolci, non mette il sale però nei alla dolci. fine ha detto, perché se ne fai poche quantità per 2-3 porzioni non dice, però io ho detto se fai 10 kg di pasta frolla sì lo peso. Va bene, ma io non faccio 10 kg di pasta frolla, ma il pizzico di sale glielo metto lo stesso, così sono come per la crema pasticcera, io metto il pizzico di sale anche nella crema pasticcera. E fai bene perché si conserva anche di più. Ah sì? Sì, ha un potere conservante il pizzico di sale. A livello di conservazione, perché sai, la crema pasticcera è uno di quegli ingredienti in pasticceria dove la fai tutti i giorni perché devi avere, li avevo preparati qua, vedi, sono veramente tonta. Beh, ma siamo in due, anche sì, in tre perché è cambiato il posto, non vai a guardare qua, qui no? C'è caduto dentro qualcosa e via. Allora, vedete che lo faccio tutto qui. Poi vado a mettere come ultimo ingrediente questo, e vi ho detto che potete sostituire il peso dei amaretti con un altro biscotto oppure con della granella, e in questo caso le briciole di biscotto si comportano come se fosse una granella, ok? Vado ad aggiungerle al composto montato e la torta è fatta praticamente. Vedete che quindi la poi messa negli stampi. Adesso prepariamo degli stampi, possiamo, o anche degli stampi lì sotto se vogliamo fare uno stampo più piccolo, vedi tu, dacci un'occhiata in quella valigia.
Quindi noi nel frattempo avremo acceso il forno a quanti gradi? A 170-180 gradi, è un composto, è una massa montata abbastanza umida, quindi vorrà avere dai 40 ai 50 minuti, anche qui dipende dal formato, cioè io potrei farli anche questo nei pirottini piccoli o in questi, sì, o negli stampi, vi faccio vedere, ho portato un po' di cose qua, per esempio ci sono anche queste cartine da fare delle tortine, esempio volete fare la merenda da portare a scuola per i bambini, fatte in queste carte, sono già pronte ad essere portate via, sono già confezionate, certo. Quindi piuttosto che fare la fetta che va tagliata, che si sbriciola, qui è fatta e addirittura una volta raffreddata si può anche congelare. Bene. Quindi è anche un modo come merenda sana che poi è come se fosse quasi acquistata. Ma altro che, però l'avete fatta voi e sapete con cosa l'avete fatta, insomma. E per la colazione o per la merenda questo dolce va benissimo, deve piacere il gusto dell'amaretto e del cioccolato, ma potete, abbiamo detto, sostituirlo. Ecco qua, mettiamo tutto. Sono usa e getta, perché sono quelle di amido di mais, sono come questi? Sì, possono andare in cottura, di carta, li ho trovati, ce ne sono di diversi tipi, a parte che potreste fare anche il classico tipo cupcake, no? Sì, sì. Però è comodo perché una volta che l'hai fatto è lì. Quando lavorate in macchina fate sempre attenzione prima di cominciare a riempire i vostri stampi, controllare anche sulla base, perché generalmente il burro tende un attimino ad attaccarsi alle pareti, così magari la massa montata o la farina. Non dovete riempirlo eccessivamente perché cresce molto, perché ha sia la presenza del backing, del lievito, e il tipo di lavoro. Avete visto come ho lavorato gli albumi, le uova intere, quindi cresce molto. Allora, mi servirebbe i ripiani da mettere in forno, abbiamo oppure prendi la griglia, appoggiamo la griglia qui sopra, attenzione che scotta, così. Allora, qui abbiamo stampi diversi, quindi io avrò, qui magari in 20 minuti è pronta, questi in 30, in questi 50. Stessa temperatura, tempistica diversa. Posso infornare anche insieme, perché in tutte le torte dove c'è la presenza di una massa montata, che abbia l'albume montato, la meringa, o abbia la montata tipo questa, di uova intere, per i primi 20 minuti non bisogna mai aprire, che è il tempo di reazione del baking, del lievito, per far solidificare la massa inizialmente e nello stesso modo evitare che scenda. Anche l'altro forno, no, però dopo dobbiamo mettere sul cake, quindi ci conviene lavorare tutto in un forno unico. Sì, quelli piccoli li mettiamo da soli, che poi li usiamo per il cake, da qui che l'ho fatto si sfornano, così non apriamo per questi qui per una mezz'oretta, perché se apro un po' prima, dalli da soli, via, quelli li inforniamo e questi li mettiamo da soli. Vedete, io ho fatto la dose che voi avete sul ricettario ed è, se volete tenere conto, vengono 2 torte abbastanza grandi, direi. Se fate lo stampo tipo plum cake ne vengono 2, qui anche 2 un po' più grandi, dà molta resa come quantità. Io adesso non le faccio troppo alte perché dopo le voglio riuscire a servire, quindi se le tengo basse va bene? Si cuociono più velocemente. Sì, abbiamo un altro stampino, così fa prima, se no abbiamo una marea di tempo per la cottura. Potevo fare anche una torta unica alta, grande, sì, va benissimo, anche quella lì col buco, la classica ciambella o Savaren, che dir si voglia. Noi abbiamo usato un burro spray per staccare, che è un grasso apposta staccante, però va benissimo anche il classico pennello col burro fuso, anzi sarebbe meglio. Generalmente questo non necessita della farina, invece se usate il burro fuso, siccome nel burro c'è una percentuale di liquido di acqua, un 17% che è ammesso per legge, dovete usare anche un po' di farina perché vi aiuta a staccare, e invece usando un burro spray
non serve la farina. Senti Cristina, tu hai detto che adesso questi li metterai insieme, no? Sì. Però questo ha un tempo di cottura, questo ne ha un altro. Sì, certo, però 30 minuti, 25-30 ci vogliono, perché un minimo di 20 sempre in ogni caso, anche quelli là una ventina di minuti, perché abbiamo una massa molto umida, ricca di grassi e molto morbida, quindi il tempo che si alza, ma nel momento in cui si alza mettiamo tutto in forno. E il concetto è questo: metto in forno, riceve calore, comincia a scaldarsi, l'umidità contenuta all'interno della torta, che è acqua fondamentalmente, che qui è rappresentato dalle uova, dalla panna, che hanno una grossa percentuale di acqua, quindi umidità, quell'acqua, tra virgolette, nel senso che non ho messo l'acqua nella ricetta, ma ci sono certe ricette dove ci si aggiunge anche dell'acqua per averli più soffici, diventa vapore, perché c'è una trasformazione del prodotto con il calore. Questo vapore per una forza fisica va verso l'alto, quindi trascina la pasta, in più avendo incorporato aria, quindi si formano questi fori, vengono riempiti dal vapore, si alza, il calore fa solidificare le proteine dell'uovo, dei vari ingredienti che abbiamo inserito, e fa caramellare gli zuccheri. Certo. Quindi abbiamo l'esterno che diventa croccante, più scuro, internamente che si formano tutti, perché se noi andiamo a vedere sono tanti piccoli alveoli, tante piccole caverne, tanti piccoli buchetti, e se io apro prima, cosa succede? Il freddo dell'esterno mi va a raffreddare l'aria, quella vapore diventa umidità, quindi acqua, la gocciolina ritorna giù, quello che era il mio alveolo si schiaccia contro la parte sotto e non si alza più. Il concetto è questo, è un discorso di vapore. La mia domanda è anche questa, ma siccome lì ci sono delle preparazioni che hanno bisogno di diversi tempi di cottura, quando io toglierò quelli che si cuociono prima, non succede niente, no, perché io minimo, quella più piccola ha bisogno di più di 20 minuti, quella so già che ci vuole 30 minuti, quindi i 30 minuti sarà già passato il tempo necessario per far fare per fare tutta questa reazione, quindi anche la torta grande non si affloscia. Benissimo. Ho calcolato, infatti la piccolina l'abbiamo messa da sola, perché quella 15-20 minuti è pronta, se vado ad aprire a 15 minuti lì butto via tutto il resto. Benissimo. Quindi l'abbiamo separato. Non fa una piega. Visto? La piega, piegato, oggi Valentino ha vinto. È vero, oggi Valentino ha vinto, sì. Adesso cosa facciamo? Allora, la salsa di questa bellissima torta, la sua salsa di accompagnamento è una salsa che facciamo ma non vi diamo, così siete felici. No. Perché? Perché c'era il problema di prima, no? Allora, lì sotto a quella ricetta io ho inserito questa torta, questa ricetta che è una crema muscovado, è una crema buonissima che si può utilizzare come salsa d'accompagnamento, ma potreste fare anche dei vasettini di vetro, tenerle in frigo come crema da spalmare sul pane, è tipo una crema al caramello. La ricetta me l'ha data la Monia, lo dico perché è giusto, gliel'ho facciamo lo scambio, però chi piace il gusto del caramello, questa qui sullo yogurt e le noci, una libidine. Ma la dieta dove la facciamo? Ma fai la colazione la mattina, prendi lo yogurt magro e poi ci metti lo salsa. Però lo yogurt è magro. Ma io. Scusa, non che ha a che fare io. Sei forte. Lo yogurt è magro. Sì. Infatti come farò a dimagrire? Mangiamo tanta roba, mangiamo fritto, poi il caffè senza zucchero. Sì, dietro. Se no andiamo accendiamo quello lì. Allora, qui ho messo zucchero, si chiama muscovado, è uno zucchero di canna integrale, l'abbiamo usato tutto, ma ognuno c'era rimasto un pochettino, non mi ricordo più. Non me lo ricordo nemmeno io, ma penso che tu l'abbia usato tutto. Ma mi sa che l'ho usato tutto, ce n'era rimasto appena, ecco. Poco. È uno zucchero di canna integrale. Vi faccio vedere, c'è in quei negozi equosolidali, ma guarda, adesso c'è anche io l'ho trovato anche negli ipermercati più forniti, comincia a essere, perché io l'avevo visto solo in quei negozi. Sì, oppure nel negozio bio, in queste che hanno un attimino di, trovate una migliaia di adesso non c'è solo lo zucchero. Cosa?
Allora, mezzo chilo costa 3 euro e qualcosa, non costa poco, costa di più. Che cos'ha? Quanto? 2,50 euro. Voi lo pagate meno. Vedi? Potresti andare a fare la spesa prima di andare a casa. No, io ne ho preso mezzo chilo, 3,80 euro ho speso, magari era un'altra confezione, non lo so. Vedete che è più scuro, un color caramello, se lo usate da dolcificare vi dà un gusto, un retrogusto di liquirizia, melassa, non è raffinato, cioè lo zucchero non nasce bianco, certo. Perché molte volte noi siamo abituati allo zucchero di barbabietola bianco, ma è uno zucchero sbiancato, lavorato. Tutti gli zuccheri nascono più scuro e sicuramente con il discorso che dicevamo delle farine, uso una farina integrale invece che una farina bianca, un po' di panna qui, allora è sicuramente più, posso mettere tutto così, no? Ci va tutta? Tutto, questo è il suo quantitativo. Allora ne prendo metà e faccio metà, così quella panna lì facciamo quell'altro lavoro là? Comunque ce n'è molta, però va bene. No? Ok. Allora, prendo un altro stiamo facendo variazioni sul tema. Visto che questa è quella infettata, poverina, si è presa l'Ebola. Si è presa l'Ebola, esplosa, infettata. Sì, è vero. Allora, zucchero e burro nelle quantità che avete lì. Un contenitore dove mettere queste cose, messo appoggio qui, poi dobbiamo buttare via purtroppo. È un vero peccato però. Lo so, ma capisci che la lampadina qui è andata. Io lo faccio perché allora butto metà, meno di metà. Voi preparate la panna montata fredda. Aspetta che si sono spenti, Sì, vai. Che sennò caramella. E si parte tutto a freddo insieme, noi un attimino abbiamo acceso al leggermente caramellato, si fa amalgamare, si gira e si riporta a ebollizione. E basta. Tutto ed è finito? Finito. Ed è finito. Si può invasare, si può tenere come anche diciamo una crema da usare anche sul pane, una crema spalmabile vicino a una torta o sul gelato. Non ce la posso fare. No, assolutamente. Si conserva in frigorifero. Se succede che in frigorifero tende un attimino a farsi in superficie una parte grassa, perché può succedere che si separi, basta scaldarla leggermente e si ricompone. Questa qui servita vicino a quella torta lì con un po' di panna, non la mettiamo, ci mettiamo solo la panna. Ok? Però era per farvela vedere, perché la curiosità di avere queste creme spalmabili, cioè la classica crema spalmabile che tutti conosciamo, conservata al cioccolato e nocciola, è sicuramente, penso che piaccia a tutti. Sono due in realtà. E l'hai spento adesso? È già sufficiente, Monia? Allora, vedete che ha scaldato, praticamente si è sciolto il burro, non so se si riesce a vedere all'interno del video, no. Nel monitor. Comunque guardate, ve la sollevo. È scuro. Vedete? Questa qui raffreddando diventa molto più densa, ricorda molto il mou. Non è una salsa al caramello perché si fa diversamente, però è... Ma magari ci possiamo mettere un po' di panna in più anche? Perché vuoi mettere un po' di panna in più? Perché mi piace la panna. Ma te la metto a parte con la cannella sopra. Va bene, ok, d'accordo. Quindi, mi hai guardato male? No, perché la panna in più? Lì c'è una percentuale. Sì, va bene, dai, adesso abbiamo un po'. Allora, questa purtroppo non possiamo usarla. Non possiamo usarla. Sì. Cosa possiamo usare invece? Tutto il resto, quello che viene adesso. Benissimo. Quindi abbiamo cotto in forno stanno andando le nostre tortine di amaretto e cioccolato. La panna, questa qui la tengo in frigo, perché vedete che questa qui è panna semi montata, cioè non è completamente montata, ma quando io la devo amalgamare a un altro ingrediente, fare, anche stamattina l'avevamo detto, non deve essere mai portata al limite, perché altrimenti mi diventa burro nel momento in cui io vado ad unire questo composto con l'altro, cioè che sia magari yogurt o che sia bavarese o d'altro. Quindi momentaneamente la metto in frigo, perché dopo, quando sarà il momento di servire, la finiamo di montare e mettiamo il ciuffettino di panna vicino alla torta. Perfetto, okay? Perfetto, benissimo. Torta in quel caso dolce, perché adesso tu fai qualcosa di salato. Allora,
Adesso l'altra ricetta è il cake salato con montasio, capperi e pomodorini secchi. Allora, questo è un cake che può essere preparato. Quello fatto ce l'ha, ecco, no, quella è la torta. È già tagliato a porzioni. Ah sì, dammi quei picotondini, giusto per far vedere. Tanto adesso poi lo facciamo e lo inforniamo. Questo vuole essere un aperitivo, una degustazione, può essere anche servito insieme a una crema di formaggio come faremo noi, come piccoli finger food. È un cake molto veloce. Posso assaggiarlo io? Certo. L'onore? Certo, prego. E che va completato, ci manca la sua salsina di montasio. Però. Che morbido, buono. Sì, rimane morbido, quindi si può fare tipo plum cake da tagliare a fette, plum cake salato. Io ne ho fatti un po' in questi stampini, oppure io lì mi sembra che ho scritto usare degli stampini a forma di Savarin. Savarin sarebbe tipo piccola ciambellina col buco, perché nel buco ci vado a mettere in questo caso una crema, una farcitura. Ho usato questi perché non so più dove li ho lasciati, quelli a forma di Savarin. Ah, ma va? Succede, nei vari corsi, nelle cose lascio sempre in giro qualcosa. Questi sono degli stampi che ormai li trovate in commercio anche per casalingo, magari sono colorati di altre marche. Questi qui di solito di questo colore sono quelli della linea da laboratorio, no? A parte che ormai si trovano, ormai tutte le cose le troviamo ultimamente con tutto questo interesse verso la pasticceria, verso le cose. Quanto tempo è quello lì? Non so, questi tempi non li ho controllati. No, aspetta un attimo, non è 20 minuti. 20 ci vogliono tutti. Ah, ok, allora... Sì, ci siamo quasi? Allora sì, vediamo. Butto no? No, ancora un attimo. Ancora un attimo. Allora, vi dicevo, possiamo usare anche questi stampi qui. Allora, personalmente questi io li amo quando devo fare le cose ghiacciate, fredde, quelle col cioccolato, perché le metti a meno in freezer, in abbattitore, quando le vai a togliere si estraggono molto facilmente perché si girano, addirittura rimane la parte molto lucida. Se è raffreddato bene ti rimane già lucida, non c'è bisogno di gelatinare o spruzzare o fare. Col caldo, soprattutto le forme grandi, personalmente non mi trovo molto bene, nel senso che queste qui piccole hanno una cottura abbastanza rapida, si staccano velocemente. Io ho preparato questi qui piccolini per far vedere e soprattutto se sono stampi anche lavorati riescono abbastanza bene. Quelli grandi bisogna avere l'accortezza di far raffreddare bene la torta. Generalmente fanno uno strato, vedete, rispetto a quando si cuoce un prodotto come questo qui che è un prodotto abbastanza grasso perché dentro ha della panna, del burro, del formaggio, rimane abbastanza morbido. Se fate la classica ciambella, per intenderci, che ognuno ha la sua dose, però generalmente sono più magre, tendono a fare la crosticina un pochettino più gommosa come consistenza, e quando la dovete andare a togliere, se è uno stampo grande, aspettate che sia ben raffreddata, se no può succedere che si piega e si rompe. Quindi c'è questa cosa. Altra cosa, hanno in commercio a volte dei supporti che servono per mantenerli in tensione, perché se io non lavoro, adesso prendiamo una placca tutte le volte che lavoro con questa attrezzatura qui devo mettermi il suo supporto, no, una che vada in forno. Prendiamo direttamente la leccarda da mettere in forno, quindi io se la lavoro qui poi la vado a prendere mi si sforma tutta, devo lavorare già sul piano che poi va direttamente in cottura. Sicuramente sono più comodi rispetto alle teglie che hanno tutti i buchi, perché io ho anche queste teglie qui che possiamo fare anche qui per vedere la differenza, però è più difficile sformarle, devono essere imburrate molto bene, invece queste qui, proprio per il fatto che io le giro e sono morbide, riesco a sformarle. Sì, però queste stanno un po' così, no? Leggermente così, devono avere, perché queste qui, sai perché? 3 di queste mi fanno la misura della placca da forno dei nostri forni, quindi ne metti 3 una vicino all'altra leggermente così e prendono la forma. Sì. Oppure quelle a livello casalingo, visto che hanno anche qui questi buchi, hanno generalmente delle che li fanno stare tipo una cornice, che così te le tiene in tensione per
ci sono poi anche qui prodotti di diverse qualità, di diverse marche, di diversi prezzi. Io qui non ce l'ho perché io generalmente queste le uso per fare il cuore all'interno di alcuni prodotti, cioè delle cose ghiacciate, faccio una crema al cioccolato, la faccio congelare e poi la metto all'interno di magari un tartufo che quando lo mangi si squaglia. Però era per far vedere anche come si utilizza. Allora, andiamo alla nostra cake salato. Posso lavorare sia... 89. No, 2 minuti ancora, guarda, stai andando giù, 95-96. La cottura interna delle torte, che devono essere perfette, sarebbe 99. Se voi fate un dolce che lo volete conservare qualche giorno, che magari vi anticipate, non volete congelarlo, oppure anche se lo congelate è bene che siano più umide, col termometro si può controllare la temperatura interna della cottura, parliamo di ciambella per capirci, perfettamente cotta queste torte qui, 99 gradi. Però io la posso togliere anche a 95-96, quindi qualche grado in meno, quindi vuol dire che ha un po' più di umidità e quell'umidità me la mantiene più morbida per 1 o 2 giorni. Cioè non è che è cruda, non è cruda, però rimane. Adesso siccome questa la mangiamo subito, gli diamo un minuto in più per asciugarla completamente. E non c'è nessun problema perché non si affloscia, perché abbiamo detto avete visto, l'abbiamo tirata fuori, è stata non è successo niente. Però se ce l'avevo di là che poi andavo a aprire il forno, che c'era quella grande si afflosciava. Va bene. Ok, allora torniamo al nostro cake salato. Qui alla ricetta abbiamo, non me la ricordo più anche se l'ho fatta prima, abbiamo grazie, eccolo qua, questo è, eccolo, allora 150 grammi di uova intere, sarebbero 3 uova, qui se io le vado a pesare un po' di più perché sono uova un po' grosse, e ci vorrebbe una ciotola, abbiamo quella ciotola grande quella un po' più grande di plastica o è impegnata? Se no lo faccio nella sbattitrice. Posso farlo anche nella sbattitrice? Le abbiamo in frigo con la panna, infatti. Sì. Qui, ecco, è libero. No, qui ci abbiamo messo questo va buttato. Lo togliamo e gli diamo una basta dargli un po' con la carta. Allora, è un impasto veloce, non va montato. Potete farlo anche a mano, in una ciotola con la frusta. Io prendo quella lì della sbattitrice per fare prima. E abbiamo le 3 uova, 150 grammi di farina, 10 o 15 grammi di baking, se non 11 grammi precisamente. Potete usare lievito per salati, ma se usate anche il lievito per dolci viene bene ugualmente. Alla fine abbiamo il formaggio Montasio, i pomodorini secchi, i capperi che hanno un sapore molto forte, non si sente, come dicevo stamattina, lievito per dolci, baking o lievito per salati è uguale fondamentalmente. In uno c'è leggermente un aroma di vaniglia, che non è vaniglia pura, quindi... Ma certo. Allora, 100 grammi di olio d'oliva, un po' di latte, 130 grammi, pomodorini secchi e capperi. Siccome questi capperi erano capperi sotto aceto, io consiglio di utilizzare i capperi, quelli piccoli, più piccoli sono i capperi più sono di qualità, e sotto sale, perché hanno una conservazione diversa, un gusto diverso. Dovete metterli a bagno in acqua per togliere tutto il sale e poi tritarli. Oggi avevamo questi qui, quindi io ne ho messi un pochettino meno perché hanno un sapore molto forte, quindi per un discorso di gusto ne metterò un po' di meno. E del pesto, abbiamo preso del pesto pronto, ma potrebbe essere anche del pesto genovese che avete fatto voi o anche un trito solo di basilico, serve come aroma, ok? Nulla vi impedisce, non mi piacciono i pomodorini, non mettete pomodorini, mettete una zucchina nello stesso peso saltato, non mi piacciono i capperi, mettete una granella di mandorle. Cioè questa base di cake dove abbiamo in questo caso Montasio, ma potrebbe essere parmigiano, potrebbe essere pecorino, un formaggio da grattugiare, lo posso utilizzare nella stessa quantità, cioè potreste crearvi il vostro cake col gusto che vi pare. Concettualmente questo, ok? Io ho mantenuto questi gusti, però va benissimo. Allora, il coltello quello più grande è qua. Allora, mi dai una mano Monia che tagliamo questi qui sottili e questi qui ne lasciamo indietro un po', che quelli più piccoli che li usiamo da decorare, ok? Allora, la ricetta vedete che è
Uova, io la utilizzo come recipiente per sbattere, posso metterlo anche in macchina, ma anche non è qui che devo montare e incorporare aria, qui si amalgama gli ingredienti. Abbiamo una frusta a mano? Qui? Ah, perfetto, Ce n'è uno qua se vuoi, Ah, ce l'hai? Perfetto. Questa ventola va molto più veloce dell'altra. Quella a destra, quella a sinistra? Sta molto più veloce. Ah, vedi, anche in 2 forni abbiamo 2 minuti ancora. Malgrado sia, questi li togliamo, li togli tu Giovanna? Anche se abbiamo gli stessi forni della stessa marca, qua c'è uno diverso. Vedi? Perché ogni forno è a sé. È a sé. Infatti è proprio un discorso di... Quando mi chiedono le temperature, ma il mio forno, anche perché se voi prendete un termometro che arrivi a 250 gradi minimo, perché quello di casa generalmente arrivano al massimo 250, o anche, cioè dopo questi si scende nel professionale, arrivano anche a 300, che ci sono certi forni casalinghi però che hanno una professionalità, che hanno una buona cottura, e a volte lì c'è scritto 180, poi andate a vedere, magari è 175 o 185, certo. Cioè ci può essere una differenza. Quindi poi cosa succede? Vi rendete conto che, allora io ho messo le uova, la farina, il lievito, il latte che l'ho pesato, quindi amalgamo tutto insieme. In questo caso abbiamo messo Montasio grattugiato e vado a mettere del pesto, sono 50 grammi, quindi un cucchiaio, tocca far così perché non ci passa, ne metto un po'. Che se poi è un pesto fatto da voi è meglio. Sì, non è scoperta, certo. Però effettivamente. Parlando di pesti abbiamo una marea, cioè si possono fare il pesto classico col basilico, i pinoli, il profumo dell'aglio, il pecorino o il grana, però si può fare per esempio anche con la rucola, certo, con le erbe miste, cioè si può lavorare, non fermatevi solo all'idea che il pesto deve essere solo quello classico alla genovese. Qui mettiamo i nostri capperi e i nostri pomodori, questa è fatta. Infatti, cioè questa è velocissima. Ascolta, se noi invece di usare questi capperi, perché poi il vero cappero sappiamo essere questo, no? Sì, perché questo è il frutto. Il frutto. Quello che noi usiamo di solito è il fiore, no? Il fiore che deve ancora sbocciare. Sì, quello piccolino. Quello piccolino. Ha un sapore diverso dall'altro, cioè se io voglio usare l'altro mi dà un altro risultato. Facciamo basta. E il peso deve essere sempre allora, io l'ho modificata e avendo fatto prima ne ho messi un po' di meno perché ho sentito che erano molto carichi, molto forti. Essendo un prodotto tritato, non essendo né un liquido né una farina, non mi va a modificare più di tanto la ricetta. È un aroma, così come quando voi in una ricetta andate ad aggiungere della granella di mandorle, granella di nocciole, cioccolato, non è che metto meno farina, perché quello non mi va a cambiare. Tu hai detto che se io voglio mettere una farina di mandorle, però è farina, non è granella, cambia la granulometria. Allora, ho capito, la farina però di mandorle. Sì, farina di mandorle che non è farina, chiamiamo il termine farina di mandorle o farina a volte di cocco perché è ridotta molto molto sottile e ci ricorda un po' la farina, ma essendo così impalpabile, molto sottile, ha un potere di assorbimento molto forte, quindi di conseguenza si comporta come se io mettessi la farina. Se io faccio la pasta frolla alle mandorle, quindi sulla mia ricetta base di pasta frolla, 1 chilo di farina, mezzo chilo di burro, tolgo 200 grammi di farina e metto 200 grammi di mandorle, perché se io aggiungo farina di mandorle, perché se io aggiungo 200 grammi di farina di mandorle non riesco poi a impastarla perché mi assorbe molto, ho bisogno di più liquido. Quindi se usate le farine il bilanciamento cambia nella ricetta, se usate la granella no, perché io potrei fare questo cake anche con del pecorino, del pepe in grani o grossolano e delle mandorle a pezzettoni, per dire che non mi cambia nulla per quanto riguarda la consistenza, mi cambia solo il sapore, perché cambia cioè con la ricetta base delle uova, del baking, della farina, dell'olio, del latte e
un formaggio ci vuole sempre, sì. Poi io posso andare a giocare, a sostituire il pesto, i capperi e i pomodorini con altri gusti, diciamo così. Va bene. E potresti usare anche delle verdure. Cioè, io prima ho detto cubetti di zucchine saltate al posto dei capperi, sì. Naturalmente cotte, mai le verdure crude in questi cake qui. Allora, a questo punto, se io uso questi stampi, facciamo, giusto per far vedere, sì, togli pure. Le torte sono pronte, quindi inforniamo un po' di qua, un po' di là, e gli do una leggera spruzzata, giusto, siccome sono nuovi, per non avere problemi nel momento in cui le vado a togliere. Facciamo così ci togliamo di fronte tutte le cose. Io qua, vediamo un po', ho sporcato già tutto, sono brava a sporcare, ecco qua. Trovato? Trovato, anche già lavato. Allora, negli stampi più grandi prepariamo anche 2 stampi così, vediamo un po', lì ci sono, vanno bene anche questi, tanto c'è stata della farina, non succede niente. Ecco qua, do una spruzzata, e per riempire degli stampi così piccoli mi aiuto con un sacchetto, sac à poche o sacchetto da pasticceria. Adesso ci sono questi usa e getta, comodi, pratici, igienici soprattutto. Una volta c'erano quei siringoni, oppure di stoffa. Sì, di tessuto, diciamo la verità, tessuto. Erano proprio, anche se tu li lavi, non c'è, cioè, no, sicuramente, cioè andando avanti sia in cucina che in pasticceria, la tecnica e quello che è, sai, la tecnica, se pensi alle cotture, cioè il sottovuoto, forno a vapore, c'hanno poi l'abbattitore, hanno, oltre ad aver agevolato il lavoro del cuoco, del pasticcere, hanno anche danno una garanzia maggiore al cliente, soprattutto, oltre a migliorare la qualità della vita di chi lavora. Aspetta, è troppo piccolo il buco, devo allargare perché ci sono i pezzettini del pomodoro e del cappero che sono un po' grossi, quindi non ci passa. Ops. Lo fate, lasciate un po' di spazio perché un po' cresce. Un'altra cosa che vi volevo, tutte le ricette, siccome stamattina abbiamo parlato del baking, del lievito in diverse situazioni, no? C'era il lievito, è un lievito istantaneo, ma è un lievito che se voi lo fate riposare, il composto, un pochettino in frigorifero, la vostra torta, la vostra ciambella vi cresce ancora di più. Ah sì? In frigorifero però? In frigo, ma anche fuori. Diciamo che siccome il classico lievito per dolci, la classica bustina per intenderci così, perché noi diciamo baking e intendiamo tutto, no? E per crescere ha necessità di umidità, cioè lui reagisce in presenza di umidità, quindi gli impasti generalmente sono sempre abbastanza morbidi, cioè tipo questo, vedi che è un impasto bello morbido, bello ricco di... e tant'è che a volte quando noi facciamo una ciambella, se è troppo dura, fa fatica poi crescere in forno, rimane un po', da noi si dice un po' tammugna, no? Che non... devi bere però per mangiare. Sì, è vero. Ed è proprio che è proprio un discorso che ha bisogno di umidità come reazione, quindi se si fa anche riposare un po', tranquilli, non vi succede niente, anzi il prodotto è migliore. Adesso io ne faccio 2, vengono un po' bassi, ma per un discorso di tempistica. Io potrei farne uno, questa dose qui è per farne uno bello alto, ma ci vorrei quasi un'ora di cottura. Io così basso in 30 minuti riesco a cucinarlo. Abbiamo visto quelli che... Quindi abbiamo la temperatura non cambia, cambia il tempo. Certo, ma tu metterai quelli insieme a questi a cuocere? Guarda, abbiamo i forni liberi, li tengo separati. Quelli in 15 minuti sono pronti, 15-20. Anche sì, però 20 minuti, devo dargli 20 minuti. Perché anche qui c'è il solito discorso di prima, che se apro prima si affloscia, un pochettino cresce. Allora, uno di qua e uno di là. Usiamo 2 forni. Visto che li abbiamo, sto giro esageriamo. Voilà. Ok. L'ultima preparazione
proprio poi relativa all'abbinamento di questa ricetta è la crema di Montasio. Anche qui non è una fonduta, è addirittura in pasticceria si chiama crema, riferita quasi come se fosse una crema pasticcera salata, ci assomiglia un pochettino nel suo. Io la uso anche per farcire i pan brioche, farcire i tramezzini o fare quei panini mega farciti con tutte quelle, invece di usare la maionese. Tutte quelle cose leggere, leggere. Però fanno tanto bene al cervello, sì, secondo me, quindi al buon umore, perché noi abbiamo questa sensazione, è un'emozione gastrointestinale, sì, è vero, sicuramente, ma guarda che è così poi alla fine, e allora ti dà queste sensazioni. Allora, accendere? Aspetta, sì, accendi beh no, perché se non c'è sopra non va. Lo so. Allora, qui nella ricetta avete 2,50 di latte e 2,50 di panna. Io ho fatto un pochettino in più in base al prodotto che avevo, cioè ho fatto 1,5 dose per riuscire ad avere un po' più di prodotto. Allora, direttamente nel tegame dove andate in cottura, quindi senza stare a sporcare questa zeta della romagnola, no? Mettiamo le uova, prendiamo una frusta, abbiamo una frusta Monia da qualche parte? Qua ce n'è una. Ok. O anche un cucchiaio di legno riportato, perché io le devo solo sbattere un attimo, non le devo montare. Allora ho scritto con un cucchiaio di legno per far capire che non devo montare, devo solo sbattere, non devo fare un composto montato, anzi meno aria mi incorpora meglio è qui. Perché i prodotti a lunga conservazione in generale, se hanno troppa aria, vanno a male prima, perché le bolle d'aria contenute all'interno, l'aria è il primo battere, fra virgolette, perché è ciò che trasporta i batteri, quindi si ha una prolificazione batterica più veloce. Quindi dove non deve essere incorporata aria, questa tecnica si è visto che nei grandi quantitativi, sicuramente voi a casa la fate, magari nel giro di una giornata si usa, non c'è il problema, ma per chi lavora in laboratorio e deve fare dei prodotti a garanzia ha bisogno di testare ogni tecnica di lavorazione per avere il massimo risultato e la massima resa anche nel tempo. Benissimo. Come conservazione. Quindi si sbattono le uova con il pizzico di sale, ma il sale io l'avevo già aggiunto nella farina, l'ho appoggiato nella farina. C'è della farina che fa da legante, e chi ha problemi con gli amidi e con le farine potrebbe usare degli amidi, quindi una farina di riso, metà farina di riso e metà maizena, quindi su 40 grammi, 20 grammi di maizena e 20 grammi di farina di riso. Allora, si incorpora in queste uova la farina, quindi amalgamo, poi si stempera. Io qui ho messo latte e panna per avere un peso, lo metto insieme e lo faccio stemperare, sciogliere. Il parmigiano, scusate, ho detto parmigiano perché io a volte da me lo faccio col parmigiano, no? Il Montasio. E in questo caso è Montasio grattugiato, qua c'è scritto cubetti, ma se è grattugiato va benissimo, fa prima sciogliersi, perché una volta che avete ottenuto questa crema, perché io adesso la possiamo accendere, porterò a cottura, parto tutto da freddo ma devo portarlo a cottura, devo continuare a girare perché altrimenti sulla parte bassa tende un attimino ad attaccare, a bruciacchiare, e quando unite i formaggi in un composto caldo non dovete più riportarlo ad ebollizione, altrimenti il formaggio si appallottola, per capirci, e questo succede a volte con le fondute, no? Fai la fonduta di formaggio, si tende a rapprendere perché sarà raffreddata, porto sul fornello, lo fai bollire. Oltre gli 80 gradi succede che quella fonduta poi diventa una massa unica perché il formaggio si cuoce una seconda volta, diciamo così, quindi sono formaggi che dopo non si riescono più a disciogliere, oppure li passi col mini pinner ma perdono moltissima sostanza, moltissimi aromi, quindi preferibile prima portare il prodotto a cottura, come in questo caso abbiamo latte, panna, uova, farina, la farina fa da legante, poi alla fine gli vado ad aggiungere questo. La consistenza di questa crema è come una crema pasticcera, come una maionese quasi, e rispetto alla maionese ha molte meno uova perché c'è il latte e panna e anche un gusto diverso. Adesso noi vedrete che andremo cosa, insomma, poi certo. Adesso qui dobbiamo aspettare. Scusa, e tu?
questa cremina la metterai sopra ogni pezzettino di... Hai capito? Se no uno si fa un paninazzo, si spalma anche. Beh, questo con il crudo, cioè pane tostato, questa qui è crudo tagliato sottile e magari una piccola acciuga. Mamma mia, che buona! Buonissimo, buono. Sì. Perché mi vengono queste idee? Che dopo mi viene voglia di mangiare. Mannaggia, non potrò mai essere magra nella mia vita. Però ma sai, con una mia amica che siamo sempre a dieta, cosa abbiamo scoperto? Noi facciamo la dieta per dimagrire, ma dopo per mangiare di più. Perché quando sono magra posso mangiare di più. Sì, un leccapentole l'avete visto? È una buona idea questa. Cioè il sacrificio di dimagrire lo fai deve servire per poi come obiettivo la cena. Io per venire qua questi 2 giorni sono stata 3 settimane a dieta. Vabbè, ma ho capito, però poi diventi, c'è il discorso dello yo-yo, no? Della fisarmonica, fa male però. Lo so. Fa male alla salute questo. No, le capentole. O non è che nella mia borsa, perché era il mio quello. Era il tuo? Sì, quello no, ma l'hai usato comunque, in frigo magari forse? Ce l'abbiamo davanti agli occhi. È in frigo, ecco, perfetto. No, colpa mia, mi sa che l'ho messo io con la ciotola e tutto. No, ma è lo stesso, se c'è la panna non succede niente. Appunto. C'è la panna anche qui. E anche senza, vedi? Perfetto. È light. È troppo alta? C'è lo zucchero? Alta per caso la fiamma, il calore è troppo alto? Allora, guardate, comincia a rapprendersi, perché anche se bolle va bene, perché allora se io faccio una crema dove ho solo uova, latte, panna, dove non ho nessun ingrediente che lega, cioè non ho farina, non ho fecola, l'uovo mi straccia, cioè la proteina dell'uovo a 83 gradi cuoce, fa la stracciatella, per capirci. Se invece quella proteina si lega insieme a un amido, come succede nella crema pasticcera che c'è la farina o l'amido di riso o quello che è, si lega insieme, non straccia e rende un prodotto cremoso. Qui è un po' la stessa cosa. Questa è pronta. Quindi adesso ci puoi mettere dentro il formaggio? Sì, aspetta che c'è un puntino perché in un angolino si è leggermente attaccata, adesso lo tolgo. Voilà. E il formaggio lo metti a fuoco spento? A fuoco spento, spegniamo allora, guarda, tutto spento. Quindi vado ad aggiungere il mio formaggino. Voilà. E lo girate, si fa leggermente raffreddare, poi la lavoriamo con il sac à poche. Va bene. Lo possiamo passare in cominciare a prepararci? Sì. Con piatti, piattini, vassoi, tutto quello che serve. Adesso incominciano i nostri ragazzi, i ragazzi dell'Istituto Stringer, che hanno scelto come indirizzo la sala, sono stati accompagnati dal loro professore Antonio Germani per questo aiuto preziosissimo che ci hanno dato da venerdì a oggi, insomma. Lavoro arduo, non volevo essere nei loro panni nella distribuzione delle varie, perché certo, è pericoloso, certo. Sì, infatti. No, bisogna dare. Sì, allora volevamo, allora, o mettiamo tutto insieme, cosa dici Franca? Dimmi. Facciamo in un piattino unico? Io farei in un piattino unico, allora abbiamo tutto. Sì. Abbiamo tutto pronto, sì, come stamattina, tanto abbiamo anche questo spazio se vogliamo, per cui possiamo farlo direttamente. Ora questi decorare mi serve l'erba cipollina, i capperi, questa la facciamo leggermente raffreddare. Io visto il numero di persone io taglierei a metà anche i tondini. Questo via. Allora questo aspetta che è dolce, un secondo, e qui ci va la panna e la cannella sopra, quindi ci prepariamo la panna tutta montata, se non è sufficientemente montata la sbattiamo un attimo. Questo te lo do a te, questo lo mettiamo via, facciamo la panna. Tutte due? Sì, due panna, intanto dammene una, poi vediamo. Questi qui ci servono, questi no, facciamo solo con questi. Intanto ti do questa. Grazie. Questa la rimetto in frigo. Allora, vi faccio vedere un po', queste sono le tortine piccole, guardate. Sì. Quindi vanno bene anche queste, poi le taglieremo. Quelli nella cartina guarda, faccio vedete, questi li potete anche lasciare così come sono,
mettete in una bustina la merendina, la sì. porzione giusta, perfetta. Avete fatto ma un po' tutte le cose in questa maniera, perché ci vuole sì tempo, però diciamo che bisogna anche un attimino organizzarsi. Questa è cruda, no, perché è calda, la facciamo raffreddare un attimo. Ok, aspettiamo, tanto non ci serve subito, ne abbiamo un bel po'. Questi li abbiamo da tagliare. No, ma di quella ce n'è già tanta, tienila lì intanto, quella lì, ok. Giovanna. Ok, questo te lo passo. Allora, organizzesimo. Piatti qua davanti sui vassoi. Allora, questo così. Allora, questo lo mettiamo via. Voilà. Allora, qui lo metto, ho la punta per il sac à poche. Voilà. Allora, guarda, mettiamoci un più in giù, così se no adesso incomincia la catena come la chiama Cristina Lunardini. La catena di montaggio, cioè la catena di montaggio, esatto. Allora, i piattini. Perché tutto viene fatto in serie adesso, Io lo lascerei, quello è molto dolce, non è male. Cioè, allora, se no mettiamo un cucchiaio di zucchero a velo e diamo una girata, dai. Ma no, la panna la vuoi dolcificare? Io la lascerei. Dolce quello. Allora vedi, mi sembrava che c'era l'estimatrice giustamente della panna. Io non sono un'estimatrice della panna dolce, se devo essere sincera, però poi insomma devi decidere tu. No, ma va bene. Sì, comincia a tagliare. Allora, questi li mettiamo qua che ci metto la farcitura. Ecco, incominciamo a metterli nei piatti allora, questi tu ci metti sopra la farcitura. E come faccio a raccoglierlo? Così, ma io gli metto un puntino. Ok, va bene. Mettiti qui sopra. No, così. Se no lavoriamo come si deve. Sono a rompiscatole, Ma va bene così, no, beh, ma non la aia, ma ho l'antenna del microfono che mi punge. Dicevo che dici, c'ho la coscia. Beh, quella ce l'ho purtroppo. No, ho l'antenna del microfono che mi punge. Senti, la monti ancora tu? Gli do un giro. Allora, guarda, così, metti i piattini, metti un pezzo di questa qui ci va con la panna e allora qui la cannella, uno mette la cannella, un cucchiaio. Cosa sono, le 6 queste? Forse le 5:30 o sono le 6? Adesso facciamo presto, Niente, guarda, così, una leggera spolveratina di leggera, questa è troppa. O la metti dentro un barattolino o la metti con le dita. Chi di voi ha fatto cucina? Nessuno? Appunto, allora dovete... Te spera... Cioè lui ha detto no, lei tutti e tre, te subito no. Lui no ha detto. Allora, la crema... Tiri fuori dalla battitura la crema salata al formaggio. Sì. Qui. Ascolta, qua sotto è calda, non importa. Tranquilla, va bene. Tranquilla. Ok. Adesso qui ci mettiamo... Aspetta, non andare. I piatti di qua riempimeli, però se mi serve un contrario non arrivo. Dai che adesso incomincerete ad assaggiare le cose buone che oggi Cristina Lunardini ha preparato. Lo dico, lo faccio ogni volta, insomma, anche a chi ci segue in streaming. Sappiate che queste ricette verranno poi pubblicate proprio su questo sito, quindi sul sito di Friuli Doc, pertanto se avrete voglia di rifarle ne vale la pena perché sono davvero buone, gustose, chi fa questo? Sfiziose, insomma, potrete tranquillamente vieni qua. scrivere tutti gli belli ingredienti. capelli, guarda lì il ciuffo, vieni belli qui, capelli, gli così, belli capelli. Sì.
Ma scusi, lui guarda il braccialetto, belli capelli, lui è fashion, è fashion, esatto. A Riccione va bene, dai, vai. Sì, però voglio dire, come facciamo a raccogliere quei pezzettini lì per metterli nei piatti? Con le manine, così. Ok. Tu vieni qua con la manina, così. E poi incominciamo a portare. Quando hai riempito il vassoio puoi andare. Beh, di torta ce n'è tantissima, mi fa piacere. Di dolce, il salato non so se riusciamo ad accontentare tutti. Taglierei a metà questi io. Dici? E ormai bene, bene. Dai. Può andare Lisa a portare? Sì, qualcun altro si mette a mettere la sacca poche. Allora, chi ha incominciato ad assaggiare? Queste due signore qui davanti stanno mangiando. Com'è? Buono, ci credo. Ci credo che è buono. Poi arriviamo da tutti, Mi raccomando, non lasciatemi senza assaggio questa ragazza che insomma è incinta, e quindi cerchiamo di soddisfare lei. Franca, guarda, questo tutti. Dai. Per me? Sì. Che sei un tesoro, grazie. Guarda, lo fai vedere questo bonbon salato. Questo bombone salato e io in un boccone mi mangio il bombone. Il bombone, come lo chiama la bonbon. È proprio buono. Che buono. E hai ragione. Che cosa? La crema di formaggio ci vuole proprio. È buono anche senza. Però sì, con questo tocco. Ma pensa anche in un buffettino, oppure il picnic, oppure d'estate devi portare via delle cose, fai questo freddo tagliato a fette, è vero, è un piatto unico perché c'è il formaggio, ma ci certo, sono un sacco di cose dentro. È davvero quindi buono, per un aperitivo bocconcini così piccoli, ma se fai una fettina più grande e hai 2 fettine di prosciutto hai fatto pranzo. Perfetto, direi. Sì, si può congelare da cotto, già cotto, raffreddato, messo via, chiuso non bene. so se il salato riuscirete a mangiarlo tutti, perché siete tanti e non so se il salato basta per tutti. Il dolce sicuramente sì, il salato ho qualche dubbio, vero prof? Li avevi contati, Monia? No, ce n'è ancora, sì, li aveva contati, ma non bastano perché rispetto a stamattina siamo di più. Ci sono molte più persone. Io proverei anche magari a dividere questi qua. Cosa dici, Monia? Li dividiamo questi a metà ancora, ecco, così almeno scusati, qualcuno in più lo accontentiamo, dai. Sì, ma anche questi qua tondi e poi li abbiamo in forno, adesso dovrebbero essere pronti i primi. Questi li tagliamo a metà però. Ah, quelli non li tagliamo a metà? Sì. Ah, però ce n'è dell'altro di salato, sì, qua. Li raffreddiamo subito e sì, magari riusciamo anche allora a darlo a tutti. Questi li taglio più grandi. Ok. Qualcosa da dire? Buonissimi, qua dicono buonissimi. Buono? Il salato soprattutto. C'è chi ama il dolce e chi il salato, quindi. Però sono d'accordo con te. Non ho assaggiato il dolce, però il salato mi è piaciuto tantissimo. Ed è giusto con quella cremina, è proprio la nota che completa la ricetta. Brava, no, è vero, ma beh, tu Massimo che sei bravissimo poi a fare tutte queste cose qua, sicuramente sì. Avete qualche domanda da fare? Avete qualche perplessità, qualche dubbio? Magari qualcosa da chiedere su cose che fate a casa, magari non vi riescono come volete voi. Abbiamo la cuoca qui, quindi possiamo chiedere a lei, no? Possiamo approfittarne. Dica signora, io ripeto poi la domanda per chi è in streaming. Sì. No, si devono mettere in ammollo nell'olio, vero? Oppure quelli conservati sott'olio, anche pomodorini secchi conservati sott'olio, altrimenti, ma chiediamo comunque a Cristina per essere più sicuri. Il pomodorino
o è già sott'olio, oppure a volte sono secchi, sono molto salati, si sciacquano leggermente, poi si mettono sott'olio per farli ammorbidire e poi si usano, insomma. Va bene. Scolati ci molto vogliono, bene. sono proprio buoni, vero? Dentro questo cake qui sono davvero perfetti. Volete sapere qualcos'altro? La signora laggiù. Una buona ricetta? Al limone? Prof, riesci a dirci così velocemente una buona ricetta al limone, di crema al limone? Quella, guarda, siccome la crema al limone va lavorata, può essere con una base di latte o anche una base di acqua e ci sono diverse versioni, tipo una crema che assomiglia al lemon curd, che è questa crema conservata, oppure anche tipo una crema pasticcera. Si può, allora, quella più semplice, fate una crema pasticcera con le vostre dosi solite, però togliete 200 grammi di latte, lo sostituite con 200 grammi di succo di limone e lo aggiungete però alla fine quando è quasi cotta, cioè sul fornello quando ha bollito spegni, metti il succo e giri, e naturalmente abbondante scorze. Altrimenti la crema proprio che nasce al limone dovrei darvi le dosi precise, in questo momento non ce le ho tutte memorizzate. Però tu dici che si può sostituire una parte di latte con un litro di latte. limone. Allora io faccio una crema pasticcera dove metto 800 di latte e 200 di panna, faccio 600 di latte, 200 di panna, 200 grammi di succo di limone, che però quel succo lo vado ad aggiungere alla fine quando la crema è già cotta, diciamo. Capite, signora? Oltre alla scorza grattugiata del limone. Posto? Voilà, che punto siamo? C'è anche il professor Germani che dà una mano proprio vera in questo caso, perché si sta occupando del ricciolino di panna montata. Sai, quello è il vero? Un po' il tocco dell'artista. Vai che ce ne abbiamo di panna. Ah, vedi che ce ne sono degli altri. Ce ne sono degli altri, sì, più quelli che sono in forno. Allora ci basta. Sì, ci bastano. Per me sì, benissimo, allora riusciamo ad accontentare davvero tutti. Se no è veramente niente. Ce li siamo dimenticati, però è perfetto, direi che sono perfetti. Perfetti, sicuramente. Allora no, sono perfetti proprio, non solo perfetti. Questo non lo apro perché non si sa mai? Oppure dici che siano pronti anche questi? Perfetto, abbiamo tutto, dai, abbiamo tutto. Poi c'è qualcosa anche dentro, ecco, volevo dire questo, c'è anche qualcosa dentro all'abbattitore, quindi... Ah, guarda che ne abbiamo alla fine. Domande? No? Commenti? Commenti solo buono? Ma non c'è nessuno a cui non è piaciuto, no? Perché ti offenderesti se ti dicessero quella cosa lì non mi è piaciuta? No, non mi offendo anche perché, cioè, abbiamo gusti diversi e quindi ma certo, ci può stare. E invece solo commenti positivi. Tu l'hai assaggiato? Ma ascoltate, a Giorgio Sincerotto, che ci ha messo a disposizione anche tutto l'arredamento, la cucina e via dicendo, io lo porto io perché insomma non voglio che tu rimanga senza, assolutamente. Tu hai mangiato? Se vuoi fare un commento negativo, guarda, sei libero di farlo, Giorgio. Abbiamo scoperto che i forni non cuociono. Eri qui quando l'ho detto? Che sono uguali, però. Sono uguali, ma cuociono diverso. No, stessa temperatura. Cioè, scusa, non capì. Hai capito, non sono uguali. E allora cuociono diverso. Anche se sono la stessa temperatura, non è uguale. No, perché ti abbiamo. Hai capito? Però voglio dire, non dovrebbe teoricamente 180 gradi ventilato dovrebbe cuocere nella stessa maniera, che sia digitale o manuale, cioè non cambia mica. La cosa precisa. 180. 180. Beh, ma succede,
Ma che ne so, non ci sono mica io dentro con il termostato, mi diceva che era 180, però abbiamo visto che lo stesso prodotto uno ha cotto in una maniera, uno in un'altra, stessa ricetta, cioè siccome allora, si parlava delle temperature del forno, allora dicevo, a casa ognuno di noi ti accorgi che alla fine cuoce in maniera diversa. Ah no? Ah, ci picchia. Siccome ti è andato un po' di traverso, pensavo... Mi è andato attraverso sentendo parlare. Dagli da bere un po', va là, che se no... Non vuole, guarda un bicchierino dirmandolo e invece... Dai, che quello lo porto a casa, va là, dai. Questo è meglio che lo porti a casa, va. Questo lo do a Massimo che ci ha fatto un sacco di fotografie. Era andato un po' così di traverso. Sì. Ah, aspetta che la mettiamo qua sotto allora. Che non mi venga voglia di darlo a tutti. Adesso incominciano a tossire. Devo fare un giro, devo andare a comprare un po' di cose, se no torno a casa senza niente, perché mi dice Ma porta a casa qualcosa, mi dice sempre porta a casa qualcosa. Qui a posto il forno, devo guardare o siamo a posto? Perfetto. Chi non ha avuto ancora? Ne abbiamo qua per un esercito. Ne abbiamo, vero? Sì, ce ne sono ancora 2 a raffreddare, intanto preparo questi. Ce n'è per tutti, via, riusciamo a accontentare. Sì. Lui è un preciso, le figarine. Allora dai, fatemi assaggiare anche il dolce con la panna. Visto che ce n'è per tutti. Come siamo? Aspetta, la cannella che io adoro, la cannella sulla panna. Ma è panna light, su. È senza zucchero. Buono. Buono tutto. Mi piace di più il salato. Il salato stanca meno, diciamo la verità, no? Ha una sazietà diversa. Però il dolce è buonissimo, No, quel dolcino, davvero tutto buono. Quella ricettina lì, guardate, anche fate la frolla e poi ci mettete un po' di marmellata di lamponi e mettete questo composto dentro, viene una signora torta. Che buono. Cioè è un composto che vi dà tante possibilità di lavorazioni. Sì. No, frolla, tirata sottile, marmellata, questo qui in forno, tutto insieme. Poi pensa a fare una frolla alla cioccolato fondente. Adesso le stanno venendo tutte le idee, attenzione! Non dico più niente. Attenti. Se no mi brucio il prossimo anno. È vero, allora è meglio che non dici niente, hai ragione. No, lì dovete lavorare molto voi anche con la fantasia, nel senso quell'abbinamento dei gusti, delle cose, cosa sta bene l'uno con l'altro. In pasticceria come in cucina fondamentale sono la qualità delle materie prime, le tecniche e le cotture, 3 cose che poi dopo... Come siamo messi? Quello lascialo così, godrà di più. Porca la miseria. Eccoli qua. Che punto dove sono arrivati a servire? Laggiù? Ah, perfetto. Credevamo di lasciare qualcuno senza. Ha fatto la spia lui. No, ha detto guarda che ti tratto male il tuo Kenwood, Ma sai che cosa ha detto? Lui che cosa ha detto? Posso dirlo? Sì. Lui ha detto: continuano le latterie di Coderno e Granarolo. Tutti invidia la vostra. Dicono che ti tiravano i bottoni. No, detta così. Non posso dire che cosa. Lo dico. Ha detto Persegani, da buon Persegani qual è? Ha risposto.
Mi tirava altro, diglielo. Spero per lui. Lo conosciamo. Anche a distanza l'abbiamo coinvolto, insomma. Sì. A noi ci piace queste cose. Sì, oggi guarda. Ma spero che gli fischino tanto anche. Mercoledì registrate, Franca? Sì, registriamo quindi mercoledì. Preparati. Esatto. Sì. Siete stati accontentati tutti, vero? Però adesso ne facciamo un altro giro. Abbiamo detto che possiamo accontentare un esercito in pratica, quindi questo lo ce facciamo n'è solo ancora così. se volete. Anche ai ragazzi, sì, ai ragazzi che ci hanno davvero assistiti in queste 3 giornate, grazie a loro siamo riusciti ad andare anche in streaming, quindi grazie davvero a tutti, anche ai ragazzi del service, grazie se volete andare via, voi che siete rimasti con noi fino adesso, al professor Antonio Germani dell'istituto Donaldo Stringer che ci ha portato i suoi ragazzi, grazie anche a loro naturalmente. Finisce qui per noi Friuli Doc, naturalmente, se poi continua naturalmente in giro per le vie del centro. Vai a fare un giro. E grazie quindi anche a Cristina Lunardini che è stata con noi, insieme a Monia che l'ha assistita, ha dato una grossa a Giovanna che ci ha assistiti in questi giorni. Prima ho ringraziato anche Giorgio Sincerotto del mobilificio Sincerotto di Butrio che ci ha messo a disposizione anche quest'anno tutto l'ambradam, nel senso tutto l'arredamento, tutto quello che ci è servito per realizzare le nostre. Forse dimentico qualcuno, io spero di no, il comune, Simona Barbetti in primis, che è stata quella che proprio fisicamente si è impegnata per organizzare questo spazio, Alessandro Venanzi che è l'assessore di competenza, Pontoni che si è occupato anche degli artisti e quindi della musica e anche di noi, perché noi siamo stati sotto la sua giurisdizione, se possiamo chiamarla in questo modo, e poi basta, noi continuiamo a servire, se ne state con noi facciamo fuori tutto insieme, va bene? Ecco, magari vi avvicinate al bancone e vi diamo tutto. Grazie davvero, il prossimo anno ci rivediamo. Grazie a voi. Come vuoi. Perché ho